Un'altra volta andammo a fare un contratto ad Arezzo. A quei tempi le macchine erano quello che erano, c'erano macchine buone, avevamo questa macchina un po' scassata. Quindi andiamo ad Arezzo a fare questo contratto e al rientro, anziché rientrare dalla solita strada, si cercano le scorciatoie e passiamo da Sorgono. Arriviamo a Sorgono, stava piovendo, facciamo guasto con la macchina, non sapevamo come fare. Un disastro, non si vedeva nessuno in giro, sembravamo nel periodo del coronavirus. Dico, non ce n'è, c'era ma l'hanno picchiato, se n'è andato. E senta una trattoria, un posto per mangiare, non ce n'è, anche quelli se ne sono andati, li hanno sparati. Senti, un telefono non ce n'è, l'hanno tagliato, se lo sono portati via, l'hanno portato a Tonara. E quanto dista da qui? A un tiro di mitra. Si avvicina ad Arezzo, bisogna stare attenti, qui è un po' pericoloso, perché cosa c'è? La gente qui è rancorosa. Come rancorosa? Ma da che cosa nasce il rancore? Il rancore è un sacco pieno di ricordi amari conservati nell'ultimo cassetto, messi a maturare come sorbe e cerbe tra la paglia. E ogni giorno vengono rivisitati sorridendo degli stretti, e volta per volta si aggiunge elementallo, tenendo in vita somministrando in piccole dosi nuovi veleni trovati nelle ultime ricette frugate durante il loro insonno del fattore. Colui che opera un camicellero il quale non va mai tolto, si va a letto vestiti orari continuati anche quando si dorme e si produce. Il tempo è maestro, è lui che deciderà alla fine se togliere o lasciare o aumentare la dose. Il tutto poi andrà, le cose sorgono e tramontano nello stesso posto. Senta, ma stanotte per dormire come potremmo fare noi? Guardate, se vi arrangiate, uno può dormire in casa mia, c'è una camera da letto dove dorme il bambino e io mi chiamo Benito, allora lei dorme a casa mia e il suo amico come si chiama? Lui si chiama Marlo, e allora Marlo in branda e lei a casa mia, non si preoccupa. E andiamo, arriviamo a casa, gli fa vedere la stanza, gli offro un bicchiere di vino e mi ha detto, le raccomando, siccome la casa è piccola, se deve pisciare, pisci prima, perché sennò poi deve passare in camera mia di mia moglie e non va bene perché siamo sposati, sa? No, non si preoccupi, uso il bagno e poi si va a letto e mezzanotte, l'1, le 2, le 3, le 4, alle 5 scoppia Sagani in scena, non sapevo come fare. Porca miseria, non era possibile, non c'era una finestra. Uno si arrangia anche con una bottiglia, non c'era nulla, non sapevo come fare. Il bambino aveva 2 anni, stava dormendo. Idea, prendo il bambino dal suo letto, piano piano lo metto nel mio letto e piscio nel letto del bambino. Beh, ma cagavo sul letto. Vabbè. Poi sono diventato più grande, sono andato a fare il militare. Ho fatto il militare a Pesaro, 28° reggimento di fanteria Pavia Car, Pesaro, bei posti. Pesaro, Fano, Falconara, Rimino, Riccione, Cattolica, Urbino, Costa Adriatica, bellissimo. Tutto il giorno a marciare, tutti i giorni si marciava e la sera si andava in libera uscita a cercare le tedesche. Bello. C'erano le spiagge piene di tedesche, erano bionde le spiagge, si sentiva e loro, bello. Io uscivo con un amico di Villanova Monteleone, un certo Pirasa, simpatico Pirasa, lo chiamavamo Pirasa il bastardo. Perché bastardo? Perché sembrerebbe che il primo Pirasa della storia di Cognome Sardi sia stato un bambino che la mamma aveva abbandonato sotto un albero di pere. Quindi i bambini abbandonati che venivano poi trovati prendevano il nome del punto dove veniva trovato, sotto un albero di pera, Pirasa. Infatti quando un bambino veniva trovato sotto un albero di pere selvatiche, come la chiamavano? Pirastro. Se non sapevano che pera era, Pirotti.
sempre lì, poi c'era la famiglia Melas, la famiglia Tigus, Proneddu, tutti questi cognomi di bambini abbandonati nelle campagne. Oppure quando i cognomi erano puri avevano i nomi di parti del corpo: pili, collo, orecchioni, braccio, gamba, carcangiu, pava, pili, desogoso. Questi erano i cognomi appartenenti a famiglie vere che non avevano il bastardo appresso. In antichità li chiamavano bastardi, poi sono passati quei tempi. Una frase così può offendere o no, dipende dal tono. Si usa nei film per dare più aria cattiva ai protagonisti, aiuta lo sguardo e diventa più forte la rabbia di chi in quel momento è il centro che deve trattare in quel modo il soggetto. È una sfida pesante, perché mette in gioco nel forse la tua dignità, la famiglia, la mamma e il papà. E chi te lo dice pronuncia la frase coi denti ben stretti e la voce un po' rotta: bastardo, per dare più forza alla rabbia e isticare la sfida. Si dice scherzando a chi è molto attento, intoccabile e scaltro, a colui che portava il cognome di mamma, ai signori trovati e nati per il caso. In natura il bastardo è spinoso, geloso, vuole essere al posto dell'altro. Il bastardo è un infiltrato, mandato inaspettato, ed è quello che ti entra di dietro. I cani sono loro che danno lo spunto per dire bastardo di razza. Chi muove la coda da baia ti guarda ma non sa che appartiene a una razza. La salute della razza dipende da te, che decidi dove, quando, come, la mamma, il papà, il pelo, l'altezza, il colore, il valore di ciò che farà. Tornando al colore bastardo dell'uomo, se è più forte o di meno, dipende da ciò che sai fare. Se sei un calciatore eccellente della squadra avversaria sei bravo, ma sei sempre un bastardo. Ad esempio, io ho scoperto il mio cognome, anche io sono bastardo, perché Urgu nasce a Orgosolo e a Orgosolo un urgu è uno spazio tra una casa e l'altra, una stradina, una straduccola proprio, dove c'è uno spazio, se no di 1 metro, dove quando il vento soffia emette un rumore, un ruggito, e quel rumore lo chiamano, quello spazio si chiama Urgu. Quindi il mio primo antenato fu abbandonato lì. Sarà bastardo. Pazienza.